del Friuli Estate, la quarta settimana l'apriamo da Cividale del Friuli, Piazzetta delle Donne, mi piace chiamarla così, vedete nelle riprese di Davide Nicolicchia. Tra poco saremo in diretta assieme all'assessore allo sport Giuseppe Ruolo e assieme all'assessore al turismo Daniela Bernardi. Torniamo qui perché ci piace questa location, perché questa piazza poi naturalmente è punto d'incontro dei giovani per tutta l'estate. Giuseppe sicuramente lo sa, lo può confermare, però insomma è davvero sempre bella, suggestiva Cividale del Friuli in una puntata dedicata alla bellezza. Infatti abbiamo Giuseppe Ruolo qui come testimonial d'eccezione. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Alexis. Posso scherzare con Giuseppe perché eravamo a scuola assieme, quindi abbiamo confidenza, lo diciamo, e possiamo scherzare, ma adesso facciamo i seri perché Cividale del Friuli offre tante iniziative sportive e non solo, e c'è anche qualche novità che tu ci tenevi a ricordare. Sì, diciamo che lo sport, oltre alle tantissime realtà locali che fanno attività anche agonistica, stiamo cercando di valorizzare lo sport come attrazione per portare sempre più gente in città. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere per tutta la stagione l'APU GSA qui da noi al Palazzetto dello Sport, ed è stato propedeutico per quello che ci sarà a luglio, ovvero dal 22 al 30 luglio avremo i mondiali Under 19 di basket femminili che vedranno Cividale e Udine con i due palazzetti, quello di via Perusini e il Carnera, sotto gli occhi del mondo. Ci saranno ben 16 nazioni rappresentate, quindi per noi, oltre che per respirare ancora aria di grande sport, sarà anche un'occasione per esportare in queste 15-16 nazioni la nostra città. Poi ci sono state delle novità, per esempio la corsa nel fango. Com'è andata questa prima edizione? Diciamo che è stata una novità anche per noi, che abbiamo accolto molto volentieri. C'è stata fatta questa proposta e di fango non ce n'è stato perché era veramente molto caldo, però questa Longobard Race diciamo che come prima edizione è stato un buon inizio, tant'è vero che ci auguriamo che diventi addirittura tappa dei campionati delle Mud Race. C'erano diversi ostacoli lungo un percorso creato in mezzo alla natura sui percorsi del Natisone che ha affascinato molto i concorrenti. Abbiamo avuto un buon feedback da parte dei concorrenti. Da un punto di vista logistico c'è da migliorare, ma ovviamente era la prima edizione. Diciamo che quello è stato un po' il là alla nostra stagione. Poco prima avevamo avuto la pedalata, oramai sarà con noi per i prossimi 3 anni, la corsa per Haiti, e anche quella richiama più di 1000 partecipanti. E diciamo che siamo sempre in movimento perché lo sport fa bene e fa bene anche alla città. Abbiamo una novità quest'anno, ci stiamo lavorando, anzi ci stanno lavorando, ci sono i Bros to Run e Vallimpiadi che porteranno qui a Cividale la White Run. Che diciamo... È una novità in esclusiva per Telefriuli. Sì, esattamente, sui social sta navigando da qualche settimana, ma come amministrazione, non avendola ancora deliberata fino a poco tempo fa, non potevamo darne notizia, ma avremo il 2 settembre questa corsa in bianco, dove tutti saranno vestiti in bianco, 5 km di divertimento, dove si andrà a scoprire Cividale nei suoi punti più caratteristici, quindi sarà un'ulteriore occasione sì di sport, sì di divertimento, ma anche di far conoscere Cividale. Avremo dei testimonial d'eccezione, il testimonial per eccellenza sarà Cenci, che è stato nominato testimonial della città di Assisi, patrimonio dell'UNESCO. È un ragazzo, un malato oncologico, che gli avevano dato praticamente 4 mesi di vita, ma lui con il suo spirito da sportivo sta affrontando questa battaglia da oltre 2 anni e ha costituito una onlus che si chiama Avanti Tutta, che raccoglie fondi, ed è stato il primo malato oncologico a terminare tutta la maratona di New York, quindi sarà sicuramente un onore averlo qui, ospitarlo, sarà un esempio per tutti quelli che parteciperanno. Poi avremo altre padrini e madrine dell'evento, però visto che stanno ancora chiudendo lo diremo più avanti. La forza dello sport, questo è davvero un ottimo esempio, e lo sport è sempre un valore aggiunto anche per, appunto, come in queste occasioni, far valorizzare il territorio e conoscere naturalmente le nostre zone più belle come Cividale del Friuli. Ricordiamo qualche nuova iniziativa, come ad esempio Fashion Night, Daniela.
Il 30, proprio venerdì, questa settimana, abbiamo un'occasione che è un po' diversa rispetto agli appuntamenti che noi a Cividale offriamo sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista culturale o appunto eventi legati al mondo del turismo, ed è le attività commerciali ci regalano una notte con dei prezzi fantastici che ogni negoziante metterà a disposizione di coloro i quali arriveranno la sera verso dalle 6 in poi, dalle 18 in poi, e si protrarranno, i negozi resteranno quindi aperti fino alle ore 24, ma nelle varie piazze come in questa ci sarà musica, intrattenimento, ci saranno motivi per stare insieme, motivi poi per poter entrare nei negozi e anche quindi apprezzare l'ospitalità dei nostri commercianti. Fashion Night anche avrà l'occasione di presentare una sfilata dove i negozianti faranno vedere i loro abiti, faranno vedere i loro gioielli, faranno vedere i loro capi, accessori, profumi e quant'altro, e dopo aver visto la sfilata che ci si terrà in Largo Bogliani, al termine della sfilata riprenderanno le varie musiche in giro per la città e dopo ci sarà l'occasione per andare nei negozi e poter appunto fare ottimi acquisti. Quindi una notte di acquisti a Cividale che alle 24 si concluderà e che siamo sicuri raccoglierà anche il piacere di coloro i quali arriveranno qui con un venticello che è caratteristico della città. Nel periodo estivo molti vengono proprio per poter rinfrescarsi un attimo dopo una giornata di caldo, ma avranno la possibilità di vedere tutti questi negozi aperti e l'accoglienza che i commercianti di Cividale insieme in quest'ultimo periodo sanno dare, sanno dimostrare di avere ovviamente capacità imprenditoriale per poter aiutare l'amministrazione e aiutare tutti a far sì che la città venga presentata sempre nel modo migliore. Noi a Cividale ritorneremo in occasione del Mittelfest, sicuramente come abbiamo fatto la scorsa stagione, perché naturalmente è un evento che vogliamo seguire. Qualche novità per questa stagione, Daniela? La novità di questa stagione, l'ultima volta che è venuto Paroni qui a Cividale non l'avevo voluta dare perché era una chicca riservata al sindaco. Abbiamo Sting e quindi venite a Cividale e anche appunto acquistate i biglietti per poter venire a vedere Sting presso il Parco della Lesa, che è un parco che è meraviglioso, è nel cuore del verde, vicino al fiume Natisone, e anche lì ovviamente la temperatura sarà gradevole per poter assistere a questo concerto, che è un concerto che si inserisce nel contesto Mittelfest, dove, ecco, un'altra novità proprio all'interno del Mittelfest, utilizzeremo il palazzo che finalmente è stato messo a nostra disposizione, che è il Palazzo de Nordis. Di conseguenza avremo la possibilità di aprire Piazza del Duomo, quindi di far sì che la piazza viva proprio con degli intrattenimenti, musica, concerti e anche conferenze che si terranno proprio presso il Palazzo de Nordis. E noi cercheremo di essere in diretta proprio in occasione di Sting e saluto Stefano Ballo, che è il sindaco di Cividale, che ci dia una mano per riuscire a organizzare questa diretta. Giuseppe, grazie e complimenti per tutto ciò che fai per lo sport qui a Cividale e non solo. Beh, sicuramente, ripeto, per i giovani anche. Io sono qui a disposizione. Poi Cividale è una città che in questi anni sta crescendo moltissimo perché ha delle grandi doti sue naturali, ma se Cividale è patrimonio dell'UNESCO, dico sempre che i cividalesi, quando si mettono in testa di fare qualcosa, sono un grande patrimonio per Cividale. Quindi nella settimana di Sting non dimenticatevi di venire a fare un giro con le e-bike a Cividale e nelle valli. È una novità che con Cainero già lo scorso fine settimana era sullo Zoncolan, le bici elettriche. Speriamo che sia un nuovo punto di forza per il turismo sulle due ruote per il nostro territorio. Bene, grazie Giuseppe e Daniela, noi ora vi lasciamo un contributo filmato, andiamo a Trieste per questo bel concerto ripreso per noi da Tommaso Ravo. È proprio a pochi chilometri dalla risiera di San Saba, in piazza Unità a Trieste, che domenica sera si è celebrata la Sofferenza degli Innocenti, opera sinfonico-catechetica composta da Kik Argheio, in omaggio alle vittime ebraiche della Shoah. L'opera è stata eseguita dall'Orchestra Sinfonica e dal coro del Cammino Neocatecumenale. Sul podio a dirigere Thomas Sanus, direttore dell'Opera Nazionale del Galles.
5.000 i presenti a vivere un momento di unione e di dialogo tra il mondo cristiano ed ebraico. Erano infatti presenti, oltre all'arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, i rabbini capi di diversi paesi. Quest'oggi alle 5 abbiamo fatto un momento di preghiera insieme con un bel gruppo di rabbini e poi abbiamo la sinagoga più grande d'Europa a Trieste. Quindi questo spettacolo vuole essere un no fermo a ogni forma di violenza e vuole essere anche un incontro che la Chiesa Cattolica di Trieste fa con la comunità ebraica per affermare le ragioni della pace e anche della carità, dell'amore e della convivenza. In questo momento di guerre, di difficoltà, leggiamo ogni giorno i giornali di quello che sta succedendo per il mondo, è importante parlare di pace, è importante parlare di ricordare, perché guardate, se non si ricorda la cosa dopo scema va via, invece bisogna ricordare, come diceva Primo Levi, perché sono stati dei momenti drammatici con la Shoah e per cui è quello che noi dobbiamo fare. Certe situazioni dell'uomo non possono essere descritte con parole, però la musica, come l'arte in generale, possono arrivare al profondo del cuore in modo molto più profondo che le parole stesse. Questa sinfonia, che è stata eseguita in moltissime parti del mondo, da New York al Giappone ad Auschwitz, la prima tappa italiana è proprio Trieste, dove c'è stato l'unico campo veramente di sterminio con tante sofferenze. Aiuta la memoria in modo molto positivo per poter guardare avanti. Autotechnics di Buia. Da oltre 30 anni opera nella carpenteria media e leggera, nelle lavorazioni meccaniche di tornitura, fresatura e nella fornitura di gruppi assemblati. Professionalità ed edizione al lavoro ci permettono di offrire un servizio accurato nel rispetto delle tempistiche. Autotechnics Italiana SRL. Sereni Orizzonti, residenze per anziani in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Volete condividere i vostri momenti speciali? Un compleanno, una cerimonia, un anniversario, una laurea, un battesimo? Agli auguri ci pensa Telefriuli. Inviateci un'email con foto o video assieme ad un breve testo con tutti i dettagli, nome dei festeggiati, dove abitano, data della ricorrenza e una breve dedica all'indirizzo auguri@telefriuli.it. E ricordatevi di firmare il vostro annuncio che andrà in onda al mattino all'interno della trasmissione ore 7. I momenti speciali sono solo su Telefriuli. Torcutti Coperture, un'azienda giovane ma dalla consolidata esperienza, attenta alle nuove tecnologie e alle necessità del cliente. Siamo in grado di fornire un servizio completo, dal rifacimento coperture civili ed industriali, impermeabilizzazioni, isolamenti termici e lattonerie, con prodotti di qualità ad un prezzo competitivo. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 22 9835. Piccolo spazio pubblicità.
quest'estate in diretta da Cividale del Friuli in una puntata dedicata alla bellezza, e ritrovo dopo tanti anni con piacere Dario Di Viacchi, responsabile nazionale di Mister Italia. Ma io ti ricordo a Miss Italia, 25 anni a Miss Italia, e poi insomma dalle donne adesso ti occupi dei concorsi nazionali maschili. Beh, 25 anni sono stati molto belli quelli di Miss Italia, dove ci siamo conosciuti tra l'altro, piacevolissima esperienza. Sì, sta andando molto anche il discorso del maschile, e quindi ho detto puntiamo su quello che sta andando di moda adesso. Ecco, poi magari andremo a conoscere alcuni dei tuoi ragazzi e parleremo anche delle tappe regionali, ma parliamo di bellezza e di come anche tu ti sei avvicinato a questo mondo di Miss Italia, perché tu hai anche esperienza naturalmente in ambito radiofonico, televisivo, insomma ricordavamo anche i tuoi trascorsi a Telefriuli, però insomma questo mondo è sempre come dire in continuo rinnovamento, ci sono sempre giovani che comunque si avvicinano ai concorsi di bellezza. Sì, beh, io come ti dicevi tu prima ho fatto 25 anni con Miss Italia, sono entrato quando è entrata la RAI e quando Miss Italia era il secondo evento dell'anno dopo Sanremo. Sanremo faceva 14 milioni di telespettatori e Miss Italia 12 milioni, e me ne sono andato tra l'altro quando se n'è andata la RAI, casualità. Beh, diciamo che io in quel periodo là mi occupavo sì di televisione e di radio. Mi piaceva l'idea dei concorsi di bellezza, avevo iniziato con un concorsino di minore importanza, di molto più basso livello di Miss Italia, non mi piaceva perché era veramente molto disorganizzato, era molto così approssimativo all'organizzazione anche nazionale, e ho detto o Miss Italia o niente, e quindi ho fatto il possibile per arrivare a Miss Italia. Ero a conoscenza che c'era un'avvertenza legale col mio predecessore, e quando l'avvertenza legale è finita, a discapito del mio predecessore del Friuli, mi sono proposto ed è andata. Poi all'inizio ho preso il Friuli Venezia Giulia, solo il Friuli, e poi ho preso il Friuli Veneto. Com'è la risposta dei giovani friulani a questo tipo di concorsi? Intanto immagino che Luca Fornesero, regia, faccia scorrere le immagini di alcuni dei candidati, dei concorrenti appunto al concorso. Beh, allora il nord-est, o comunque il nord in generale, però il nord-est siamo molto asburgici, quindi un po' freddi in queste cose qua. Cioè, occupandomi a livello nazionale, quindi ho anche il termometro di come rispondono in meridione. Sicuramente la capitale di partecipazione è la Campania, cioè Napoletano è focoso, è partecipativo, possiamo dirle un casinaro, cioè, capito? Mi piace far divertirsi. Sicuramente il meridione tipo Sicilia, anche lì partecipano molto. Il nord partecipa, indubbiamente partecipa, però diciamo che i grandi numeri, ma uguale il stesso discorso vale per le miss, cioè in Campania fanno serate con 60-70 miss sul palco, cioè, il mio amico, che siamo rimasti amici e collega di Miss Italia in Campania, quindi è un altro tipo di mentalità anche di spettacolo, cioè, io qui ho cercato di ridurre le durate delle selezioni. Quando la selezione dura 2 ore, secondo me è già tantissimo, in piazza intendo, non in discoteca dove devi durare 40 minuti, però in piazza quando dura 2 ore è già troppo, possibilmente io starei su 1 ora e 40, in meridione se non dura 2 ore e mezza, anche 3 non va bene, è una stupidaggine, capisci? Per loro, quindi sono altri parametri, altri sistemi, altre maniere di vedere insomma, lo spettacolo. Per questi giovani ragazzi fa bene a livello di fiducia, di autostima partecipare a questo tipo di concorsi? Anche, una domanda molto tecnica questa tua, però comunque anche. Io ho notato qualcuno che, ad esempio uno che è rientrato in questi giorni dalle Filippine, che ha partecipato in Sicilia, è un italo-filippino. Lui è cambiato tantissimo, lui ha vinto un concorso, poi è arrivato secondo in un concorso mondiale, ha fatto prima con noi in Sicilia, poi ha vinto un concorso del secondo posto in un concorso mondiale e ha lavorato tantissimo, lui ha tirato fuori una grinta che prima non aveva, quindi alla tua domanda rispondo sì, vale anche per quello. È comunque un'esperienza, come tutti i concorsi di bellezza è un'esperienza, se nasce qualche cosa bene, meglio, altrimenti è stata un'esperienza. Il numero di ragazzi, magari per te è difficile ricordare, però di anno in anno è difficile avere partecipazione oppure è in aumento? No, sempre di più, nel settore maschile sempre di più, forse in quello femminile c'è un calo, secondo me, ma non ho più il termometro sotto mano del settore femminile, e sul maschile c'è comunque un aumento.
Abbiamo già, dopo magari chiederemo a chi segue a livello regionale le tappe, ma a livello nazionale tu magari segui più il nord, a tutta l'Italia, poi magari la finale anche a livello mondiale, riusciamo a portare qualche friulano in finale? Beh, lo scorso anno sarebbe molto bello portare un friulano, naturalmente deve vincere a livello nazionale, perché diciamo che chi vince a livello nazionale, tra i vari candidati a livello nazionale, e viene scelto uno, perché ci sono delle regole diverse, lì ad esempio non sono graditi tantissimo i tatuaggi, se c'è un tatuaggio piccolo ok, ma se comincia ad esserci un tappeto addosso, voglio dire, lì non vogliono. Ad esempio non so, un ragazzo di colore che magari in Italia può vincere, nei concorsi internazionali lo vogliono italiano doc, non italiano acquisito, non vogliono un rappresentante della bellezza italiana, e quindi tra i vari finalisti nazionali viene fatta una scelta per portare poi uno a livello mondiale. Lo scorso anno abbiamo portato un ragazzo che ha vinto a Pordenone, tra l'altro, alla finale di Mister International, che non è l'unico concorso mondiale che rappresentiamo, con il quale siamo abbinati, uno dei, è il più importante al mondo comunque questo qui, e lui ad esempio è arrivato terzo mondiale. 2 anni fa un altro, barese tra l'altro, Andrea Luceri, lui ha vinto una fascia Mister Telegenia, confondevo con le Mister Telegenia, non è arrivato tra i primi 5 ma ha vinto una fascia speciale del concorso, quindi comunque qualcosina viene portato a casa ogni anno. Senti, tu hai soddisfazione, no? Immagino che comunque stai sempre vicino ai giovani, in mezzo ai giovani, ti senti giovane e comunque è una tua soddisfazione personale. Ma sì, credo che rimango in sintonia con loro, nel senso che penso che questo fatto di stare continuamente, perennemente in mezzo ai giovani, forse mi è servito così a rimanere con una mentalità giovane, insomma. Allora Dario, io ti ringrazio per essere passato qui, perché adesso andiamo a vedere una clip che fa proprio riferimento a Vinicio Modolo, che mi hai girato proprio tu, che è arrivato terzo a Mister International, e quindi lo andiamo a vedere e poi andiamo a conoscere i ragazzi che ci ha portato qui a Cividale. Vediamo la clip. Ladies and gentlemen, here are your top 3 finalists. And the judges have cast their votes. One of these men is just moments away from becoming the next Mr. International 2016. Concorreranno a questa edizione di Mister Italia. Allora partiamo da questo bel ragazzo che si chiama? Renzo Max Rodriguez. Quanti anni hai? 27. E come ti sei avvicinato a questo mondo dei concorsi? C'è stata una casualità oppure proprio l'hai richiesto tu? In realtà sono stato invitato, ho già fatto diverse sfilate in passato, sia qua che in Brasile, e quindi ero già dentro, diciamo, questo mondo, e mi hanno invitato e ho accettato subito. Avete già fatto qualche sfilata, qualche selezione? Siete già preparati a questa carrellata di selezioni oppure no? Allora, preparato sempre, però diciamo che no, non ancora, sta tutto da avviare ancora.
Adesso voi siete vestiti tutti eleganti, ma immagino che le sfilate vi portano a essere nei concorsi di bellezza sia in tenuta sportiva, elegante e in costume. Io questa sera vi ho voluti eleganti per questa prima serata su Telefriuli, poi in un domani tu dove ti vedi? Proiettato nel mondo dello spettacolo? Ah, dappertutto, dove... ovunque, punto sempre in alto. Sì. Quindi ti vedi magari attore oppure... Anche perché no, sì. Non si sa mai. Ambizioso, bene, allora proseguiamo con le presentazioni. Tu sei? Paolo Poti. Quanti anni hai? 23, sono di Udine e sono molto contento di essere qua, per me è una nuova esperienza, sono stato invitato da Christian. Ma tu potresti rappresentare il Friuli in questo concorso, no? E noi ci teniamo ad avere un rappresentante friulano anche a livello nazionale. Tu sei pronto? È la prima tua esperienza? Sì, è la mia prima esperienza e sono molto contento perché era tanto che avevo come obiettivo almeno di provarci, ecco. Sono anche uno studente universitario di scienze motorie che gli piace curare il fisico e quindi ho detto ne colgo l'occasione, magari non si sa mai nella vita e quindi ne approfitto provando a mostrare il mio corpo almeno. Bene, in bocca al lupo, da due mori a due biondi. Andiamo da te, ti chiami? Sono Nicola Uccelli, ho 22 anni, abito a Remanzacco, un paesino vicino a Udine. Beh, qua vicino insomma, Sì. sei di casa qui a Cividale. Circa. Come ti sei avvicinato a questi concorsi di bellezza? Mi ha contattato e invitato Christian, anche a me come il mio collega Paolo. Ho deciso di partecipare quindi per provare. In passato ho avuto modo di provare un concorso simile ma mai con loro, quindi perché non farlo? Tu potresti essere un papabile rappresentante del Friuli Venezia Giulia, cioè hai questa possibile responsabilità. Qual è il tuo punto di forza, il tuo volto, i tuoi occhi, il tuo fisico secondo te? Allora, a livello fisico cerco di tenermi al meglio, lavoro come istruttore personal trainer in una palestra qua vicino a Moimacco, la Play Gym. Tuttavia penso che il mio punto forte sia appunto il viso e gli occhi azzurri. Quindi spero di puntare su quello, quantomeno un bel sorriso in passerella e vediamo come va. Bene, in bocca al lupo, andiamo a un altro biondo e lui è cividalese, mi dicono i ben informati perché tu sei di casa, ti chiami? Marco Crast, ho 21 anni, appunto sono di Cividale. Bene, e tu partecipi per la prima volta a questo concorso? Avevo già partecipato l'altro anno, però riproviamoci, diciamo così. Come è andata l'anno scorso? L'anno scorso ho vinto qualche fascia durante le selezioni qua sempre nella zona, però diciamo che non sono andato oltre a livello regionale, ecco. Che cos'è che ti è mancato secondo te? Cioè si può capire, hai percepito qualcosa? Forse non eri ancora pronto? Erano le prime esperienze, appunto mi stavo affacciando a questo mondo del tutto nuovo, però mi sono trovato molto bene e ho deciso di riprovarci anche quest'anno. In bocca al lupo, dai, siete friulani, io faccio tifo per voi. A proposito di friulani abbiamo anche qui presente l'agente per il Friuli Venezia Giulia di Mister Italia, Christian De Marco, e così ci può anche annunciare qualche tappa che magari state organizzando e soprattutto la partecipazione dei friulani a questo concorso. Allora, ci saranno parecchie tappe in Friuli, non le possiamo ancora annunciare perché le annunceremo nei prossimi giorni in maniera ufficiale. La partecipazione è buona in Friuli, nel senso che questi ragazzi hanno voglia di partecipare e gareggiare, l'età va dai 16 ai 33, contrariamente a tanti anni fa adesso è anche più facile contattarli attraverso i social eccetera, quindi devo dire che il nostro obiettivo è quello di tirare fuori qualcosa in più da questi ragazzi perché hanno voglia di fare, di farsi vedere e trovare la persona giusta da far andare avanti, insomma. Cioè, possono avere un futuro nel mondo dello spettacolo, ma anche no, potrà essere solo un'esperienza per loro. Ma esatto, tanti lo fanno proprio come esperienza, come gioco, e tanti invece cercano di fare in modo che questo diventi il loro lavoro, nella moda, nello spettacolo, quindi le vie sono aperte, loro sono talentuosi, studiano, lavorano, quindi lavorano tantissimo con il loro corpo, quindi è bene insomma far vedere questo. In bocca al lupo ragazzi, fateci sapere se Telefriuli estate vi porta bene, insomma vi seguiremo sicuramente nelle tappe friulane. Grazie e in bocca al lupo. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Piazza delle Donne a Cividale del Friuli per Telefriuli Estate.
Con l'Internet delle cose, innovi la tua impresa e migliori i risultati. Eurotech, innova la tua impresa. Antenna Top, Sky Service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna Top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linursio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. Canton 2 offre un assortimento completo per la pittura e la decorazione della casa. Scoprite inoltre la proposta Canton 012, colori innovativi e prodotti salubri specifici per le camerette dei vostri bambini. Loro sceglieranno il colore, voi la qualità. Canton 2 è a Pordenone, Fagagna e Monfalcone. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Autotrapianto con capelli propri. Trattamenti specifici personalizzati. Sistemi di infoltimento unici, brevettati e certificati. Per lei e per lui, qualsiasi sia l'anomalia cute ai capelli, chiama subito il centro CR Lab più vicino a te. Usa la testa. Prenota subito la tua analisi gratuita. Cesare Ragazzi Laboratories. Lo trovi a Venezia, Mestre, Treviso, Rovigo, Belluno e Vicenza allo 041 24 32 248 e in Friuli Venezia Giulia allo 0432 57 13 83. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. La Friul Service di Colugna di Tavagnacco è specializzata nella gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e si occupa della torrefazione del caffè San Paolo. Potrai quindi degustare un caffè veramente friulano e veramente a chilometro zero. Nella sede dell'azienda trovi anche le miscele e le capsule. Il caffè e il servizio sono certificati per garantire al massimo il cliente. Goditi un momento di relax. Friuli Estate, allora dopo il Mister Italia adesso è il momento delle donne, di Miss Mondo, con Elisa Mattaloni, responsabile dell'agenzia Make For You. Andiamo a raccontare un po' quelle che sono le prossime selezioni e anche come fare per partecipare, per richiamare più ragazze. Assolutamente sì, le prossime selezioni ne abbiamo una giusto venerdì 7 ad Aviano, alla Locanda, quindi a Pordenone, per cui se ci sono ragazze di quella zona ma anche di qua che vogliono partecipare, ben venga. Io do solo un'indicazione, www.missmondo.it, come partecipare, e le mail ci arrivano direttamente a noi. Poi ce ne saranno altre di selezioni in tutta la regione. Miss Mondo è un concorso diverso dal solito, non è solo un concorso di bellezza, è un concorso che punta al talento. Infatti quest'anno abbiamo rivoluzionato il nostro format: durante le serate le ragazze che vogliono esibirsi possono esibirsi, se sanno cantare, ballare. Diamo uno spazio alle ragazze che vogliono esibirsi a quelle che invece vogliono semplicemente sfilare, ecco. Quindi anche la scoperta di un talento, no? Assolutamente sì, infatti la nuova Miss Mondo che ha appena vinto, e le auguriamo buona fortuna per il suo viaggio in Cina, dove rappresenterà l'Italia, un mese all'estero. Questo è Miss Mondo, quindi si cerca una persona che sappia rappresentare l'Italia, è una ginnasta e quindi è proprio una delle ragazze che si è presentata a Miss Mondo nella sezione Talent. Poi vedremo una delle selezioni, le ultime tappe regionali, e vedremo all'opera anche le ragazze. C'è una ragazza che ha vinto, che suonava il pianoforte, per cui insomma c'è la possibilità non solo di far vedere la bellezza esteriore, ma anche la bellezza interiore e il talento delle ragazze. Ricordiamo anche l'età per Miss Mondo. Assolutamente, l'età va dai 16 ai 26 anni e ricordo soprattutto l'esperienza che possono fare le ragazze. Non è solo un'esperienza italiana, non sono solo i 15 giorni a Gallipoli, perché sono 15 giorni
giorni di finale nazionale molto tosti, ma è la finale mondiale. Miss World è un mese dove si sta a contatto con ragazze che provengono da 140 nazioni, quindi è un'esperienza fortissima e noi ci auguriamo di selezionare, quindi mandateci tutte le più belle ragazze perché vogliamo portare la corona in Friuli dove non è mai arrivata. Ed Elisa invece ha portato la corona del Friuli a Miss Muretto, può essere? Tu non hai vinto a livello nazionale, no? No, non diciamo. Comunque lei insomma è bellissima, è rimasta bellissima ancora, ma io l'ho scoperta nel mondo delle Miss quando eravamo piccoline, però insomma è difficile forse portare ragazze e ogni anno trovare ragazze magari anche più grandicelle a concorrere a questo tipo di selezioni. Assolutamente sì, diventa difficile perché tendono a non partecipare, tendono a non sentirsi adeguate, invece lo sono e come. E soprattutto io vorrei fare un invito: voi partecipate, non diventate timide, non pensate non posso essere lì, perché si cresce insieme ed è difficile trovare ragazze che veramente possono partecipare, questo sì. C'è un po' di calo di partecipazione generale da parte delle Miss. Allora che cosa fare per portare all'attenzione queste ragazze, portarle più vicino? Forse trovare un modo per rassicurarle? Assolutamente sì, è un'esperienza comunque in famiglia dove potete divertirvi e sperimentare qualcosa di diverso, ma soprattutto è un cammino anche per se stesse, nel senso che lo sai meglio di me, all'inizio si è molto timide. Il palco, la passerella permette alle ragazze di vincere questa timidezza, una timidezza che poi serve nel mondo del lavoro, serve un domani lasciar stare la timidezza e tirar fuori tutta la nostra grinta. Elisa, allora ti ringrazio, andiamo a vedere in questa clip una delle ultime tappe regionali che si è tenuta a San Pier di Sonzo. Bene, vediamola assieme. Ragazze che concorrono a Miss Mondo e non solo. Allora, raccontaci tu innanzitutto come ti chiami e quale fascia rappresenti. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara Fontana e rappresento la fascia che ho vinto alla selezione, la prima di Miss Mondo. Ecco. E tu esci da un'esperienza a Gallipoli, giusto? Sì, esattamente, è stata un'esperienza bellissima, per chi vuole intraprendere questa strada comunque la consiglio molto. Io sono stata 3 giorni. I primi 3 giorni consistono comunque nel passaggio giuria, anche nel fare anche un servizio fotografico. È stato molto divertente, anche comunque le ragazze che ci sono state, non c'è stato assolutamente... vi siete trovate a vostro agio? Non sì, c'è stata... c'è stato anche aiuto, tutto, molto bello. Bene, bene, insomma uno spirito di squadra allora si è creato. Senti, tu come ti sei avvicinata a questo mondo, anche per cercare di portare delle ragazze appunto a concorrere a Miss Mondo? Io ho scritto semplicemente a Elisa se volevo partecipare alla selezione. Quindi di tua spontanea volontà, ti piaceva l'idea? Sì. Ok, quindi proprio così, è nato tutto così per caso e hai avuto subito una soddisfazione, avevi qualche timore iniziale? Sì, un po' di vergogna, però se piace però non c'è nessun problema. Bene, dalla mora alla bionda che si chiama? Alice Famea. Tu rappresenti? Miss Mondo. Miss Mondo, ma c'è una Miss Mondo proprio? C'è uno sponsor oppure proprio sei...
Come? Gilles Cagnier. Ecco, Gilles Cagnier, vedi che Sì. c'è Elisa che arriva. Senti, tu come ti sei avvicinata a questo mondo? Allora, io ho cominciato con la scuola a partecipare anche da quando ero bambina, mi chiamavano a sfilate di vari negozi, poi ho praticamente intrapreso il mondo della moda praticamente con la scuola liceo artistico Max Fabiani, e così mi hanno fatto avvicinare loro all'ambito della moda. E il tuo futuro lo vedi legato alla moda oppure al momento non ci pensi e pensi solo a divertirti? No, lo penso anche sì, nell'ambito lavorativo della moda e comunque io spazio nel senso mi piace tenere tante porte aperte, adesso cerco di intraprendere la carriera anche militare e magari anche fare un corso di barman, quindi ho più porte aperte, cioè cerco di, sì. Però, complimenti, perché insomma uno non se l'aspetta, no? Da una donna. Assolutamente no, lei è una che si lancia col paracadute. Anche. Ok, e soprattutto è una delle ballerine. Ah, quindi infatti l'abbiamo vista nel video. Complimenti davvero, in bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo futuro professionale. Grazie. Allora Elisa, ricordiamo nuovamente la possibilità di partecipare a Miss Mondo alle selezioni regionali. Assolutamente, www.missmondo.it e iscrivetevi sul click partecipa a Miss Mondo. Bene, in bocca al lupo. Il format e ci arrivano a noi tutte le vostre iscrizioni. Mi raccomando, tutte le ragazze dei 16 ai 26 anni le vogliamo alle prossime selezioni di Miss Mondo. Noi siamo vecchi ormai, non possiamo. Siamo andati ormai. Vieni a presentare con me se vuoi. Sì, vabbè, ecco. quello si può fare. Va bene, complimenti ragazze, in bocca al lupo. Noi ora andiamo a vedere un altro contributo filmato, giochi d'estate relativo a raduno 4x4 carne che si è tenuto nel weekend a Tolmezzo. Si è svolto a Tolmezzo domenica il raduno carni a 4x4 dedicato all'ecologia. Come da tradizione la partenza è avvenuta da Tolmezzo. Dopo un tracciato di 103 km lungo le bellezze del paesaggio carnico si è concluso al laghetto a Villa Santina. Tutti gli equipaggi e i partecipanti, in totale 65, hanno avuto modo di apprezzare la guida in fuoristrada tra le alte conifere. Provenienti dalla regione, dalla vicina Slovenia, dall'Austria, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e dal deserto arabo, i partecipanti sono divertiti nella guida in fuoristrada e hanno partecipato alla raccolta ecologica raggiungendo un quantitativo di tutto rispetto, circa 3 quintali. Le classifiche finali sono state realizzate per il quantitativo di rifiuti raccolti, per la guida in fuoristrada nella categoria auto e nella categoria quad. Inoltre è stato istituito il primo trofeo Nissan Patrol dedicato ai partecipanti a bordo di questo mezzo presenti in gran numero. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. PF Group, da 35 anni, leader nel nord e centro Italia per i servizi integrati. Unisce l'esperienza di Politecnica Friulana nelle pulizie ordinarie e straordinarie con l'innovazione nella manutenzione, sanificazione, cura del verde, logistica e movimentazione merci. Da oggi anche la ristorazione collettiva a chilometro zero per ospedali, scuole e aziende. Molto più che fornitura servizi. Un'azienda familiare nei valori che aiuta l'ambiente, promuove il territorio e garantisce l'eccellenza. PF Group, al tuo servizio con il cuore.
Autotechnics di Buia. Da oltre 30 anni opera nella carpenteria media e leggera, nelle lavorazioni meccaniche di tornitura, fresatura e nella fornitura di gruppi assemblati. Professionalità ed edizione al lavoro ci permettono di offrire un servizio accurato nel rispetto delle tempistiche. Autotechnics Italiana SRL. Niches Car, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo, una squadra al vostro servizio. Devi rinnovare la tua casa? Alla Sorgente del Colore troverai quello che cerchi. Tutte le novità delle pitture decorative per interni, antimuffa e quelle anallergiche senza solventi. Le migliori soluzioni per l'isolamento esterno a cappotto e in più pavimenti prefiniti e tende da sole. Ci trovi in piazza Arivignano Teor, a Fiume Veneto sulla statale Pontebana e anche nella nuova filiale di Udine, in via Tavagnacco 8926 di fronte al Terminal Nord. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Da Piazza delle Donne, Cividale del Friuli, abbiamo parlato di tante cose, ma chiudiamo in bellezza anche con tutti i pazzi per il tango. No, ne abbiamo già parlato in alcune trasmissioni, anche giovedì a Lo Sapevo abbiamo avuto la possibilità di vedere proprio delle esibizioni in diretta e siccome ci piace tanto e abbiamo avuto riscontro anche dopo la diretta, continuiamo a parlarne con Yaya Finito e anche con Claudio Marinic del Farolito Tango, perché davvero sono tutti pazzi per il tango. Per il tango, sì. Infatti tutti pazzi per il tango, come vedrete poi nel video, anche sentirete nel video che abbiamo girato durante l'ultima milonga degli artigiani del gusto. Io voglio dire due parole sul tipo di milonghe che organizziamo. Noi organizziamo molte serate, abbiamo dei format, siamo partiti con Tango e Charme ed erano delle serate nelle quali si organizzavano degli eventi di bellezza per le signore presenti e dopo c'era la milonga, perché il fascino femminile va accostato al fascino del tango. Poi abbiamo fatto tango e luoghi di charme, da posti bellissimi, il Castello di Susanz, Palazzo Kechler, Villa Mauroner, anche lì perché il tango merita un'adeguata cornice. E poi gli artigiani del gusto, praticamente delle milonghe organizzate in cantine dove ci sono dei produttori veramente di nicchia, molto attenti alla qualità del prodotto. E alla fine l'ultimo arrivato è Tango Migrante, ma di questo parleremo dopo il video. Allora andiamo a vedere appunto il video e anche le testimonianze di chi partecipa a queste milonghe e poi ne parliamo qui poi in diretta. Ciao Teresa, anche tu sei pazza per il tango? Abbastanza, sì. E ci sapresti dire perché ti piace così tanto? Mi piace tantissimo il tango perché ho tanto da dare dentro, affetto, passione. E vengo da Napoli, sono trasferita qua e quindi tutti i parenti, gli affetti ce l'ho giù, quindi tutti gli abbracci che non riesco a dare a tutte le persone care provo a darle nelle milonghe. A persone anche che non ha mai visto, cercare una connessione. Quello che Teresa ha detto è veramente molto significativo e molto bello e d'altra parte l'abbraccio è una delle caratteristiche principali del tango, è proprio quella attraverso la quale si stabilisce la connessione tra i ballerini. Ecco altri due ballerini, Paolo e Alessandra, come vedete molto provati dal ballo, dalla passione, dall'enfasi con cui ballano il tango e adesso chiederemo anche loro perché ballano, cosa trovano di così avvincente nel tango da non riuscire a staccarsene. Paolo.
Ma a dire la verità mi sono avvicinato al tango esattamente 20 anni fa, merito di una grande fotografa, Lucia Baldini, che allestì una mostra a Gorizia sul tango. Si chiamava la mostra in bianco e nero delle fotografie strepitose Giorni di tango. Alle fotografie erano abbinate delle musiche strepitose di musicisti di tango post-piazzoliano. Li ascoltai e rimasi stupito. Da lì decisi che da grande avrei fatto il ballerino di tango. Io mi sono avvicinata di seguito alla musica, all'ascolto appunto della musica. Io sono una melomane comunque per vari generi. E devo dire che potrei rispondere in 1000 modi, perché ballo il tango, perché è un ballo appassionante, perché è una musica appassionante che prende l'anima oltre che il corpo, ma secondo me c'è di più. Ho riflettuto varie volte e ho pensato che il tango è nato da un crogiuolo di popoli diversi. Ecco perché secondo me è genetico proprio il fatto che adesso in quasi tutto il pianeta ognuno possa riconoscersi in questa musica, in questo ballo meraviglioso che porta in sé qualcosa di tutti i popoli del mondo, è quasi universale. Il linguaggio che parla è all'anima prima che al corpo. Universale, parla non solo il corpo ma anche l'anima, come sentivamo sentivo io perché riesco a sentirlo grazie alla diretta con la regia nell'ultima testimonianza, l'importanza appunto di questo aspetto, e raccontiamo anche un po' la storia del tango migrante. Allora, l'ultimo format del quale parlavo appunto è tango migrante perché, come diceva la Alessandra, che è l'ultima signora intervistata nel video, il tango nasce proprio da una mescolanza di tanti popoli. Il tango nasce nei quartieri poveri di Buenos Aires, dove i migranti di varie nazionalità condividevano un destino di duro lavoro e di anche miseria, se vogliamo. Il territorio del Friuli nel passato è stato zona di emigrazione, quindi noi abbiamo elaborato questo spettacolo che si chiama Tango Migrante, che racconta proprio le origini del tango ed il legame originario con l'emigrazione, servendosi del ballo, della poesia e della musica. E saremo a Udine alla Loggia del Lionello il 22 di luglio con questo spettacolo ed è importante parlare dell'emigrazione perché veramente va riconosciuto anche il sacrificio di queste persone che hanno lasciato gli affetti più cari ed hanno affrontato un destino ignoto, se vogliamo. E qui c'è anche un collegamento con il tango perché appunto, come dicevo, è nato nei quartieri poveri e in più ricordare l'immigrazione non è commemorare ma è alimentare il ricordo attraverso l'emozione, proprio come fa il tango. Ecco, io penso di aver detto tutto. Vi aspettiamo il 22 alla Loggia del Lionello per Tango Migrante, è uno spettacolo bellissimo che veramente tocca le corde più profonde dell'anima. E si vede la passione che trasmette Iaia, e come sentivo nelle testimonianze, sì, è appassionante, piace a tanti e soprattutto ci sono questi abbracci che probabilmente fanno bene proprio anche all'umore delle persone. Certo, l'abbraccio nel tango è fondamentale, non potrebbe esserci il tango danza senza l'abbraccio. L'abbraccio non è solo una questione di postura, è proprio una comunicazione fra l'uomo e la donna per poter ballare. Tanti che vedono il tango dicono sì, è molto difficile, non è semplicissimo, però forse la cosa più difficile è quella che meno si aspetta. La cosa più difficile del tango è il saper ascoltare questa musica particolare, poi viene tutto il resto. È chiaro che le prime lezioni vengono fatte con dei passi, vengono fatti con l'abbraccio, vengono fatti con la comunicazione, però io è parecchi anni che ballo e sono arrivato a questa conclusione che una delle cose veramente più difficili è il saper ascoltare per poter poi interpretare e comunicare tramite l'abbraccio questa danza.
Infatti tanti si appassionano alla musica e poi naturalmente cercano di avvicinarsi a questa tipologia di danza che però è difficile magari all'inizio. Cosa dici tu? Dico che il tango dipende da che parte uno lo guarda, perché se uno lo guarda come spettatore può vedere o uno spettacolo o una serata di tango, che sono due cose totalmente diverse, perché uno spettacolo normalmente è fatto in un teatro, comunque c'è una coreografia. Una milonga, uno vede delle persone abbracciate che ballano, sente una musica che non riconosce e questo può piacere o non piacergli. E poi c'è il tango di chi balla il tango. Chi balla il tango per forza di cose deve piacergli la musica, perché altrimenti farebbe qualcos'altro, ballerebbe salsa o qualsiasi altra danza. E c'è questa grande passione in tutto il mondo del tango. A me piace sempre ricordare un maestro che ho conosciuto che in una intervista hanno detto che il tango sta prendendo un po' tutto il pianeta ed è come una droga. E questo continuava a dire no, non è una droga, perché dalla droga si può smettere, dal tango no. Chi è totalmente appassionato difficilmente lascia questa bella danza. È capitato, ci hanno telefonato Telefriuli in sede, ci hanno scritto per avere informazioni, per partecipare, per cercare di avvicinarsi al tango, anche persone non tanto giovani che vogliono provare. Come fare per avvicinarsi appunto? Allora, il tango è comunque per tutte le età. Noi in regione ci sono tantissime scuole, basta che uno cerchi su internet. Noi comunque come il Farolito abbiamo la sede principale a Reana del Royale e un'altra sede a Orzano nel comune di Remanzacco. E uno che vuole iniziare prima di tutto è provare, può venire a vedere una delle serate anche per capire com'è questo mondo, ad esempio la Loggia del Lionello questa estate e poi prende informazioni, cioè, scuole non mancano. Provate perché fa bene alla salute anche, vero Iaia? Fa benissimo anche il discorso della postura, fa benissimo per la schiena veramente, cioè aiuta a mantenere un assetto corretto. E poi non fa bene solo a quello, poi un'altra volta parleremo anche dei benefici psicologici del ballo, perché veramente fa bene a tutto. Io ringrazio Iaia e Claudio per essere stati in nostra compagnia in questa prima puntata di Telefriuli Estate della settimana. Noi vi lasciamo ai nostri consueti selfie, cioè le foto che ci inviate voi per chiudere in bellezza e vivere l'estate assieme a noi. Ci ritroviamo domani, saremo in diretta da Manzano, sempre dalle 21:15, buona serata.